Siamo qui presso la sede dell'amministrazione regionale di Udine per la presentazione del progetto Alleati e Partigiani per la liberazione del Friuli. Quest'anno ricorre l'80° anniversario della liberazione, 1945-2025, e abbiamo voluto cogliere pagine significative della storia della nostra regione legate a questo importante avvenimento. Abbiamo preso luoghi significativi come Tor Viscosa, dove c'era il campo di lavoro dove erano prigionieri moltissimi soldati alleati, Pordenone, ma anche Tricesimo, e poi altre due località dove avremo anche delle mostre fotografiche. La prima è Gemona del Friuli. La mostra si chiamerà L'ultima battaglia, perché proprio Gemona ebbe luogo quella che possiamo considerare l'ultima battaglia del secondo conflitto mondiale. Ebbe luogo il 3 maggio del 1945, quindi ben vari giorni successivi al 25 aprile, che è considerata la liberazione, e fu l'ultimo scontro fra mezzi corazzati tedeschi e mezzi corazzati alleati. Ebbe luogo appunto in una località sopra Gemona del Friuli, fra Sella Sant'Agnese e Ospedaletto, dove si scontrarono appunto mezzi inglesi contro mezzi tedeschi, con l'aiuto, col sostegno delle formazioni partigiane dello Soppo, che guidarono i mezzi corazzati inglesi in una posizione adatta per colpire i mezzi tedeschi. La seconda e ultima mostra è quella che si terrà a Udine, all'Istituto Malignani, e si chiama, intitolata Ali per la libertà, cioè il ruolo dell'aviazione nella guerra di liberazione, l'aviazione alleata nella guerra di liberazione. Affronteremo vari aspetti, dalla guerra aerea, ma anche il ruolo per esempio dei ricetrasmettitori, cioè coloro che, telegrafisti, che comunicavano, facevano parte delle missioni alleate e che tenevano i contatti fra le formazioni e gli agenti britannici coi comandi alleati e fornivano le informazioni necessarie. Una guerra, anche questa, è una guerra, appunto, sono esperienze importanti che riprodurremo e ripresenteremo appunto in questa mostra presso l'Istituto Malignani.